TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario, la politica. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, oggi è intervenuto a Bari al Festival delle Regioni e delle Province Autonome. Domani, 22 ottobre, per legge regionale, in Veneto è la giornata dell'autonomia, ha dichiarato con i cronisti presenti. A Venezia avremo un incontro con giuristi, costituzionalisti, tributaristi e altri esperti per parlare non dello spacca Italia o della secessione dei ricchi, come qualcuno si ostina a dire, ma di una grande opportunità per tutto il paese. Il centralismo ci ha portato a 3.000 miliardi di debito pubblico e a vedere tanti italiani costretti a fare le valigie per andarsi a curare in altre regioni lontane dalla propria. È inaccettabile che il destino di una persona sia segnato sulla base del posto dove nasce. L'autonomia, conclude Zaia, è la risposta. Passiamo alla cronaca. Un tessuto di competenze e di capacità eccezionale. Il sistema europeo di protezione civile si congeda da Venezia, ringraziando la macchina organizzativa predisposta da Comune di Venezia, città metropolitana, regione che ha accolto professionisti e soccorritori in arrivo da oltre 15 paesi d'Europa. Per la 4 giorni di esercitazione è un Modex Venezia 2024. Il primo dei test programmati dalla Commissione europea per il triennio 2024-2026 e che ha visto la Laguna di Venezia protagonista. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Voltiamo pagina. Sta partecipando al viaggio premio in programma ad Assisi per 4 giorni, da ieri a giovedì, la classe vincitrice del concorso di idee per l'anno scolastico 2023-2024 che fa parte della scuola San Marco di Mestre alla Gazzera. Sono 19 ragazzi della quarta C dell'Istituto Tecnico Tecnologico a indirizzo meccatronico energia. Il concorso è promosso dal Patriarcato di Venezia con la pastorale giovanile e la Pro Civitate cristiana. Per respirare l'aria della terra Laudato Si, dove San Francesco e Santa Chiara hanno insegnato il principio del prendersi cura dell'altro e del creato. Passiamo ora allo sport, parliamo in particolare di calcio. A seguito della richiesta pervenuta dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la Lega di Serie A ha comunicato in data odierna che la partita Venezia-Parma, valida per la giornata numero 12 della Serie A, si disputerà sabato 9 novembre alle ore 15, anziché venerdì 8 novembre alle 18:30. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.